Diario di bordo, stiamo partendo senza il, come cazzo si chiama? Il tarp non è arrivato. Io sto partendo con un braccio moncherino, altre questioni problematiche ce le abbiamo. Vabbè, lo zaino pesa quasi 15 kg. C'è il cibo. Abbiamo cibo, quindi si svuoterà del cibo, poi si riempirà di nuovo, poi si svuoterà di nuovo e comunque peserà più o meno sempre quel tanto. Basta, ciao, primo giorno, Ciao. primo momento del primo giorno. Qui c'è un cielo terzo, molto. Queste sono le indicazioni nella forestale. Andiamo. Che belle! Andiamo. Stiamo partendo, Ci vale, sembra, non lo so, una profuga. Comunque, A posto. Si parte! Ciao baby. leggermente piccolo il fermo. È piccolo. Un 36. Primo sentiero verso Ala dei Sardi. Ce l'abbiamo fatta. Ciao ciao asfalto. Diario di bordo della sera. La nostra prima cenetta. E mo ci zacchiamo il formaggino. E la polenta valsugana. Bellissimo, il nostro accampamento è stupendo. Diario di bordo, secondo giorno. Le mucche, siamo non ci hanno pronte fatto dormire. alla partenza. Sì, le mucche non dormono mai. Le mucche L'abbiamo- non dormono mai. L'abbiamo scoperto e poi siamo pronte. Qui abbiamo le coppiette in mano. Come Carne secca di suino. Buongiorno. buono, Cosa cosa? È una droga. buono. Amica. La porta così. Incredibile. In cammino abbiamo trovato questi 3 cuccioli, li hanno lanciati dentro un sacco. Siamo alla dei Sardi, se qualcuno volesse un cane, noi ne abbiamo 3. Abbiamo salvato i cagnolini, speriamo, almeno. Noi abbiamo fatto del nostro meglio. E adesso siamo incantonate al bar. È tutto chiuso. Allora, il martedì il ristorante è chiuso. sono tutti Per un chiusi. giorno abbiamo saltato la festa di Santa Preparata, Addolorata. però noi ci siamo riparate lo stesso. Siamo riparate lo stesso. Adesso andiamo a Monti dopo mangiato. Siamo prontissime. Si vede? Ok, siamo partite. Ce l'abbiamo fatta. Direzione San Francesco. Direzione San Francesco. Monti. Scopriremo andando A quanto pare è molto bello. dove dormire. Abbiamo le anche che ci hanno fatto ciao ciao. Ora. Madonnina sulla destra. Stai mangiando una mora. No, non è vero. Ta-da. Siamo devastate, ma abbiamo raggiunto una casetta e siccome sta arrivando
un probabile temporale, noi siamo infinitamente grate per questa cosa. Oddio, ciao. Dunque, ci siamo, area picnic, rifugio, ce l'abbiamo fatta. Siamo al rifugio Sos Columbus, vicino al complesso nuragico di Sos Nuratolos. È iniziato adesso a piovigginare. La gioia di avere un tetto sopra la testa è immensa. C'è nel rifugio. Tu sei perché ho finalmente. Abbiamo la polenta. Mi sto facendo adesso. Aspetta. I pomodori che ci hanno portato un po' delle buone anime. Cioè, abbiamo l'insalata di pomodori con olio e sale, non so se mi spiego. E poi la polenta con la carne buona. Oh là là! Wow! Comunque. Bello, volevo proprio fare 2 scale. Anche io. Vero? Sì, stamattina proprio mi sono svegliata e ho detto voglio fare un bel po' di scale, però belle ripide. Con la borsa. Con lo zaino leggero. Comunque, lì c'è il pozzo sacro. Pozzo sacro, pale sacre. Pellegrina sacra. Eredità del passato, eredità del presente. Allora, quella è Ala dei Sardi. Siamo partite ieri sera, ieri pomeriggio, e adesso noi siamo qui. Wow. Pronti? Per forza, trovami un cappellino Sì. importante. Sì, è vero che abbiamo tutte le tecnologie, Ciao Franci, dove eravamo noi? Vedi? Quella sella lì su. Quella su, Quella. noi eravamo Sta lì. passando la nuvola adesso. Ta-da! Prima passavamo noi. Eravamo lì. Guarda quanto siamo scesi. E tu? Siamo al cantiere forestale, non riesco più a parlare in bolostio. Siamo bollite oggi. Incredibile. La situazione è questa.
però va bene, un modo o nell'altro come sempre l'universo ci assiste. Abbiamo trovato Eh, bene, più questo. si sente. Però subito appena ha iniziato a piovere forte forte c'era una tartaruga che ci ha indicato la strada, bellissima. Qui c'è Una casa. bella tartaruga, sì, come per dire, qui c'è casa. Poco a poco più avanti c'era questo posto qua, c'è un rubinetto, quindi c'è acqua. Abbiamo acqua. E questa era la nostra questo era proprio il nostro primo pensiero di oggi, perché da su a qui abbiamo finito l'acqua. Quindi ce n'è anche dal cielo. Abbiamo acqua dappertutto. Abbiamo acqua. Pronta? No! Abbiamo l'arcobaleno intero. Notte numero 3. Ok, diario di bordo. Giorno 4. Stai già perdendo i conti. Giorno 4. Abbiamo iniziato il sentiero per Monti dopo una nottata molto serena. Non ha piovuto niente, tuoni zero, acqua non pervenuta. Sì, quindi adesso sentiero bagnato, sentiero fortunato, siamo pronti per arrivare a Monti a mangiare curgione! Ciao, stiamo andando incontro al fiume. Volevamo dire che il giorno 4 è facilissimo. È proprio un sentiero. È proprio un sentiero, ci sta sentierando molto. Ci sentiamo molto sentierate. Sì, mi sento dentro un sentiero. È ora di pranzo. Noi siamo scese da qui. No, non si vede aspetta, da qui sopra. No, tutta a scendere.
Siamo in discesa. Finalmente. Siamo in discesa. Uscite dalla foresta. Eccole. Comunque ti accorgi di essere nella valle quando incontri le mucche. Diario di bordo, quinta notte. L'abbiamo finita qui. Quarta volta. Come quarta? Certo. Lunedì, martedì, mercoledì. Scusa, domani non è giovedì, è venerdì. Sì. Ah, quindi la quarta. Quarto giorno, quarta notte. Ah, Non la perché quinta. mi hai detto quinta? Ho detto quarta. Ah, ho capito qui. No, ho detto quarta. Minchia, il video più lungo della... Ho capito che in tutti i Siamo paesi in siamo albergo. entrate in macchina, che siamo in un B&B, perché il viaggio finisce qui. La camminata, il cammino finisce qui. A Monti abbiamo mangiato i ravioli, buoni ravioli. Le patate di Gavoi. Tu direi, ma perché voi siete mangiate le patate di Gavoi a Monte? Vabbè, il vermentino di Monti. Buono. Giorno 5. Risveglio lussuosissimo. Devastante. Assai. Oh mio Dio. Missione di oggi, riuscire a tornare a Butuso. Non a piedi. Cioè, si vede che abbiamo dormito. Guardandomi allo specchio. Sto utilizzando lo schermo come specchio. Guarda. Vabbè, ciao. Comunque, abbiamo trovato passaggio da Monti ci ha accompagnato Luca che doveva portare il caffè da Monti ad Olbia, che l'ha consegnato nell'agriturismo nel B&B dove eravamo noi. Da Marco. Ci ha accompagnato qui stiamo prendendo la corriera che andrà a Berchida, da Berchida ad Ozieri e così a Budusò. a Budusò. Riprendiamo la macchina. Riprendiamo la Andiamo macchina e a poi da Patrizio. vivremo altre avventure ma in macchina. Non saliamo mai più. Ora, diario di bordo, indicazioni per riprendere la macchina. Ci dicono andate in direzione Bitti. 2. Destra o sinistra? Siamo quasi arrivate alla macchina dopo che ci hanno portato dall'altra parte del paese, perché a quanto pare a Buduso ci sono 2 stadi, noi ce l'avevamo nello stadio 1, invece ci hanno portato nello stadio 2. Eccolo! Oh mio Dio! Aspetta, non si vede. Dove sei? Ta-da! Missione compiuta. Diario di bordo. Abbiamo la guidatrice qui alla nostra sinistra e siamo nella foresta di Burgos, Foresta di Fiorentini, giusto? Sì. Il nostro viaggio quindi non è ancora finito, però stiamo salendo, ma in macchina! Mai più salite a piedi. Oddio, l'ho detto anche prima, ce li siamo ritrovati mai così. Quindi forse non lo dico mai più. Ok? Ma ciao. Diario di bordo, giorno 5. 6. No. 5.
Le terme ci stanno dando alla testa. Comunque questo è il nostro... Oggi che giorno è? Oggi è sabato, Noi quando siamo partiti. giorno 6. Le terme ci stanno dando la no, solo a me, vabbè. Ok, giorno 6. Questa è la situation. C'è una dolce pioggerellina. Finalmente dolce perché ci ha preso a schiaffi per 2 giorni. E quindi niente, adesso abbiamo acqua giù e acqua su. Terra benedetta. Giorno. Non ce la faccio perché c'ho. Ecco, così 6. Abbiamo visto le grotte di San Michele. Le grotte di Michele Samighigedu. Bellissime, c'erano i pipistrellini, non riesco a parlare, i pipistrellini. E adesso stiamo girottando dozzieri, giusto per non farci mancare niente. Giusto? Sì. E poi andremo a mangiare alla cucinella, che ci hanno detto dalla regia, ci dicono che cucinano benissimo. E quindi siccome noi mo vogliamo mangiare bene, sono le 11:18, quindi dobbiamo temporeggiare perché sennò ci mandano un po' in quel bel paese lontano che inizia con la F. E ci facciamo un bel giretto adesso. Ciao! Che cielo! Wow. Io ti porto a casa monsegliato. Monsegliato. Diario di bordo. Dopo aver visto funghi come se piovesse di ogni colore possibile e immaginabile, finalmente stiamo mangiando Funghi i ravioli porcini. con funghi porcini. Sono bellissimi. Prima di tutto sono Vino di bellissimi. Nuoro. Salute. La salute. È cammino. Ciao. Io ho deciso che mi trasferisco ad Ozieri. Ah, tu non lo so. Io. Ciao. Diario di bordo. Siamo a Oschiri. C'è un concerto che non sappiamo dove sia, a che ora. Sappiamo che è di Piero e basta. Piero si chiama. Piero. Ok. Però siamo qui nella necropoli di Santo Stefano. Necropoli rupestre di Santo Stefano. È bellissimo. È un posto meraviglioso e siamo venuti a fare la penichella qui. Poi si vedrà. Ciao. Allora, Piero. È un amico, Piero. Dimmi, scusa. Allora, abbiamo scoperto che Piero non è Piero. Come non Cioè, è? sì, è Piero, però non è un Piero a caso, un Piero, non so, cugino di zio, cioè sicuramente avrà cugini, nel senso, però è un Piero che Figo, un Pelù, figo. un Piero, Dai, cioè, ci ha un fatto Piero la Pelù. storia. Un Piero. Quindi Quindi niente, niente, se non stasera avete in niente piazza da abbiamo fare, a Oschiri c'è Piero Pelù. Fantastico. Pronti? Io sì, prontissima. Cioè, si vede. Anci, saliamo poco a poco. Sì, perché no? Giorno ultimo, 6 e siamo Sera, sera. Torneremo domani mattina alla vita reale, cioè reale, alla vita
entusiasmo, un'altra storia da vivere c'è ora. Fine del giorno 6, notte in macchina, l'ultima, Di questo giro. a Oscheri. Brava. Di questo giro a Oscheri, anche se il cuore è a Ozieri. Vabbè, è Ozieri, però siamo qui e basta, ce la godiamo. Ciao. Oh, buongiorno, mi faccio sconvoltissima. Risveglio a Oscheri. Giorno 7, si torna a casa.